che l'andammo, che credete? Mannaggia capa mia che è stata troppo. Mio padre non mi lettera, sapete. È stato qui a 30 anni in da porta. Mio padre mi ha mandato sempre a scuola e invece mi veniva a fare filoso. E beh, era così. Figlio da guaglione, ha già portato sempre a sciuparare. E mo', ha già portato in quello che sto copre la miseria. E spazzato 9 ore a tutto l'intemperie. A fare un freno a dritto, a mancare manovella. Ogni tanto coopera e scatteca la campanella. O sole, la fame, e ripete. Ma stanno talmente che non ci vedo buono. E vengo sotto la gente. Ah, che mestiere infame, manovratore di tram. Avesse rotto le gambe, prima mi ha presentato. Ma siccome ho servizio a Pasantilla e voglio avere un posto qui di cuore, non faccio né pure capocciello, mi tacchillerà a bordo del lavoro, o la quale poi impone a tutto quanto. Però impone infatti le cose storte. E lui si sa, avendo a forza forte, teniamo duro in faccia alla società. Ne, noi che cerchiamo, niente straordinario. Aumentata la paga, diminuito l'orario. Mi ha fatto per ridere l'amico mio Vandizzo, con quale quando parla di gioco, e beh, Marizza. Ma voi fate sempre sciopero, e poi perché ha chiamato la borsa del lavoro, e non ti scioperato. Ma quello non è questo, quella è la lotta di classe. Si muovono le masse perché hanno migliorato. E mo' s'hanno strafucata nata multa per dire a manovella e chi le piglia. Paricene che uno piglia insulti, paricene che siamo sopportati. E dica, porta del scubello posta per fare l'esame di tranviere. Il motore, il che ha l'ingegnere, di sotto la motrice cosa fa? Vedete, vi rispondette, quello è un meccanismo la quale ha bisogno da forza elettricismo. Da sopra abbiamo il collo col filo conduttore, da sotto lo strumento che si chiama motore, che agisce sotto la macchina così potentemente che la fa fare un viaggio proprio in niente. E così mi fa essere manovratore di tram. Ma avesse rotto le gambe, prima mi ha presentato. Annaggia il diavolo, parece una pazienza. Ma che ci vuoi fare? Annaggia la certa, che signore.